Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di venerdì 17 dicembre 2021. Coronavirus: sono 137 i nuovi casi rilevati nella giornata di ieri in provincia di Belluno, a quota 1144 il nuovo numero degli attualmente positivi, da registrare anche un nuovo decesso. La vittima è un uomo di 71 anni che si trovava ricoverato in rianimazione. In totale negli ospedali dell'USL Dolomiti tra Belluno e Feltre sono in cura nei reparti Covid 38 pazienti, 29 in area non critica, 5 in ospedale di comunità, 4 in terapia intensiva. Ieri intanto sono iniziate le vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, prime somministrazioni negli studi dei pediatri e nel centro vaccinale di Sedico. Da lunedì e per 2 settimane il Veneto passerà in zona gialla, superato anche il terzo parametro per il cambio di colore, quello relativo all'occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid in area non critica, fattore che si aggiunge a quello sull'occupazione delle terapie intensive e al dato dell'incidenza settimanale dei nuovi casi ogni 100.000 abitanti. L'annuncio ufficiale è atteso per la giornata di oggi. Principale novità sulle regole anticontagio: l'obbligo di indossare la mascherina protettiva anche all'aperto, oltre che nei luoghi al chiuso. Cambiamo argomento. A processo con l'accusa di peculato continuato ai danni dell'amministrazione comunale di Vodo di Cadore, un 31enne nato a Casorate I in provincia di Pavia e residente a Gazzada Schianno nel Varesotto. Da impiegato dell'area contabile avrebbe sottratto oltre 2.000 euro alle casse pubbliche, emettendo 3 mandati di pagamento a proprio favore. Gli episodi contestati risalgono al 2020. L'imputato ha scelto di non risarcire la parte offesa, ma il suo legale ha chiesto il rito abbreviato che in caso di condanna garantirebbe uno sconto sulla pena. 2 ex dipendenti della tipografia Piave a Belluno hanno deciso di fare causa all'azienda chiusa in estate per via di una situazione economica insostenibile. I 2 lavoratori, che per oltre 30 anni hanno prestato servizio presso la tipografia, contestano l'incompleta corresponsione del TFR che l'impresa, gestita dall'Opera Diocesana San Martino Vescovo, ha scelto di liquidare a rate. I 2 si sono affidati a un avvocato per indirizzare una ingiunzione di pagamento con cui sperano di ottenere il saldo del trattamento di fine rapporto, altrimenti previsto per il 2023. Il malcontento dei lavoratori nasce anche dalla scarsa trasparenza con cui i vertici della tipografia avrebbero gestito la fase di cessazione delle attività. Siamo venuti a conoscenza delle difficoltà, hanno spiegato in un'intervista raccolta dal Corriere delle Alpi solo poche settimane prima della messa in liquidazione, nonostante la decisione di chiudere fosse stata presa almeno un paio di anni prima. Solo uno tra tutti i lavoratori, inoltre, è stato ricollocato, malgrado la diocesi in un comunicato apparso sul proprio sito nel marzo 2021 avesse affermato di preoccuparsi innanzitutto dei dipendenti, cercando di aiutarli ad inserirsi in altre aziende. Nuovamente condannato il prete esorcista accusato di interruzione di pubblico servizio e stalking ai danni di una persona con disabilità residente nella struttura dedicata di Pollira, Cece Maggiore. Il sacerdote, già condannato nello scorso giugno a 1 anno di reclusione, ha avuto ora 6 mesi e 20 giorni in abbreviato, più le spese processuali e quelle di costituzione di parte civile, oltre a un risarcimento danni di 2.000 euro. Per l'accusa avrebbe a più riprese tormentato la sua vittima con continue visite nella struttura di Pollira, finalizzate, secondo il sacerdote, a liberarla dal presunto sequestro a cui era stata sottoposta. Visite che sarebbero avvenute anche in violazione di un provvedimento giudiziario che le aveva espressamente vietate. Il religioso è stato invece assolto dalle accuse di atti persecutori e calunnia nei confronti del direttore della residenza Cesiolina. A Belluno una donna è stata investita ieri pomeriggio mentre attraversava la strada in via Montegrappa. L'incidente si è verificato attorno alle 17:30. Ad essere travolta da un'auto, un 83enne che stava rientrando nella propria abitazione. Sul posto i sanitari del SUAM 118. L'anziana è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del San Martino di Belluno. Vandali in azione a Feltre, danneggiata la statua del Redentore, opera dello scultore Francesco Terilli, conservata all'interno del Duomo. L'azione è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì tra le 18:30 e le 19. Danneggiato anche il portone d'ingresso della chiesa. Su questo accaduto indagano i carabinieri, fondamentali le immagini dell'impianto di videosorveglianza.
Passiamo allo sport, calcio, Serie D, anticipa domani, la Dolomiti Bellunesi sfida in trasferta sul campo del Cerlins Muzzane, formazione in cui milita l'ex belluno Daniele Rocco, capo cannoniere del girone. Fischio d'inizio alle 14.30, in anticipo, in questo caso di prima categoria, anche il derby bellunese tra Schiara e Longarone Alpina, sempre alle 14.30. Da segnalare per domenica in promozione l'inversione di campo nella sfida tra Limana, Cavarzano e Fontanelle, con i bellunesi che hanno chiesto e ottenuto, causa neve, di giocare in casa dei trevigiani. Sempre domenica tornano in campo le squadre del gruppo T di seconda categoria dopo la sosta forzata provocata dal maltempo. La delegazione provinciale della FIGC aveva infatti deciso di sospendere in blocco le gare di domenica scorsa in via precauzionale. Questo per quanto riguarda il calcio. Nella pallavolo maschile Serie 3 il programma prevede per domenica alle 18 alla Spes Arena il confronto tra Daroldo Logistics Belluno e Porto Maggiore. Nel femminile B2 domani l'ultima gara dell'anno per il Belluno. Le ragazze di coach Pavè chiuderanno il 2021 a Stra con la sfida del Synergy Volley Venezia, partita al via alle 20.30. Ok, derby veneto per l'Afro Cortina nelle semifinali scudetto. Gli ampezzani hanno staccato il pass per il Final Tour del titolo nazionale e se la vedranno con l'Asiago. Gara 1 in programma l'11 gennaio, gara 2 il 13, l'eventuale gara 3 sarà disputata il 15. E infine il rugby Serie C, partita di recupero domenica per il Belluno che affronterà in casa a Villa Montalbano il Montebelluna. In caso di vittoria i bellunesi sfideranno il Trento il prossimo 16 gennaio, data in cui scenderà in campo anche il Feltre per il match con l'Alto Vicentino. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.